arrivate alle 5:30 e credo che mi sentiate bene. Allora, io mi scuso perché in realtà la continuità cronologica dei 3 interventi avrebbe voluto che stasera parlasse Guidarelli e non il sottoscritto, ma Guidarelli non può essere presente. Io però ugualmente mi allaccerò a delle cose che ha detto Paola Placentino, soprattutto sul tema del rinascimento, o meglio dei rinascimenti. Volutamente comincio con questa doppia immagine dove c'è il manifesto generale del ciclo e quello particolare relativo al mio intervento. Il primo riguarda il primo blocco di cui vi parlerò, cioè il conflitto tra diversi rinascimenti e in realtà la soluzione attraverso una sorta di mediazione di cui parleremo. Quello di destra invece riguarda la seconda parte del mio intervento, cioè quello che accade dopo l'arrivo della ferrovia, con l'avvento di uno scenario generale che riguarda non soltanto l'architettura ma tanti altri aspetti legati all'idea di progresso tecnico. E i ponti in ferro costituiranno nel bene e nel male uno dei simboli del progresso tecnico. La prima immagine, quella che vedete a sinistra, in realtà evoca un intervento molto violento, che è quello che sottostava al progetto di Palazzo Reale. Il Palazzo Reale era l'adattamento delle procuratie nuove a sede del cosiddetto Palazzo Reale per Napoleone. Ma ne parleremo tra poco di Napoleone e del Palazzo Reale. Vorrei partire da questo signore, Tommaso Temanza, un religioso che però si occupa di architettura e che discende da una dinastia di costruttori. Guardate che nel passato, ancora più che oggi, il conflitto tra costruttori e architetti era assai forte. Per architetti intendiamo coloro che si formano sui trattati, che si formano osservando l'architettura degli antichi. Costruttori sono chiamati protomagistri, sono quelli che si formano direttamente sul campo, nel cantiere. Tommaso Temanza scrive negli anni 70 del Settecento questo libro, Vita dei più celebri architetti e scultori veneziani, per celebrare la grandezza di Palladio. Questo libro si conclude con un peana a Palladio, visto come non soltanto il migliore tra tutti gli architetti e scultori del Cinquecento, ma anche come colui che può fornire una prospettiva per il futuro. In realtà Temanza teorizza un aspetto che è assai condiviso nella Venezia, e non soltanto in Venezia e nel Veneto, ma anche all'estero. In Inghilterra nel 1715 si era pubblicato il Vitruvius Britannicus, che aveva avuto larga diffusione, anch'esso celebrava Palladio come massimo esempio da seguire. Quindi con il riferimento a Palladio sembra sanarsi quella contraddizione tra modelli importati e modelli locali. Temanza sosterrà che Palladio è tipicamente veneto, che non poteva non essere nato e vissuto tra Padova, Vicenza e Venezia. E vedremo tra poco quando parleremo delle lettere che scrive al suo allievo Selva. Qui vediamo l'unica architettura di spicco di Temanza a sinistra, la chiesa della Maddalena, che è una copia conforme del tempietto di Maser, del tempietto della villa Maser vicino ad Asolo, esattamente e filologicamente identico. Vi dicevo del Vitruvius Britannico, che forse è il primo a riproporre Palladio, e infatti Palladio avrà grandissima diffusione nei paesi di lingua inglese, sia in Inghilterra sia negli Stati Uniti. Pensate alle mansion, alla villa di Via Colvento, in fondo è una caricatura di un'architettura palladiana con il pronao, con colonne. E vedete, Palladio è così utilizzato anche perché Palladio viene scomposto e ricomposto. Sono tanti pezzi che possono essere poi, secondo un asse rigidamente simmetrico, ricomposti a secondo della necessità. E badate bene, le necessità sono molte, perché tra fine Settecento e inizio dell'Ottocento si affacciano molti nuovi temi architettonici, lo vedremo parlando dei napoleonici. Ma non solo Temanza e non solo il Vitruvius Britannicus, Carlo Lodoli, lo stesso Piranesi hanno esaltato Palladio. Lo cito perché da un certo momento in poi
si comincia a studiare a Roma. Un vero architetto, cioè un architetto che si forma sull'architettura degli antichi, deve passare un periodo della sua formazione a Roma. E Gian Antonio Selva, l'autore del teatro che sta di fronte a noi, è uno dei primi tra gli architetti veneti in formazione a recarsi a Roma. Ed è molto interessante il carteggio tra il maestro Temanza e Gian Antonio Selva, perché Temanza lo mette in guardia, dice: stai attento, tu sei a Roma, ma guardati bene dal farti sedurre dall'arzigogolato romano, chiama così le forme più estreme del barocco. Tu sei veneto, tu devi guardare a Palladio. Quindi in Palladio si risolve quella contraddizione tra modelli importati e modelli locali, ma anche la contraddizione tra costruttori e architetti. Non dimentichiamoci che Andrea della Gondola aveva cominciato come costruttore, come lapicida, poi si era formato soprattutto a Vicenza guardando i trattati, e lui stesso sarà autore di un trattato. I principi di architettura civile di uno dei tanti, ce n'è più di uno di quel periodo, è in realtà un'altra esaltazione di Palladio. Sono un po' scopiazzati dall'enciclopedia francese per la parte costruttiva, e per la parte invece più o meno teorica si ritorna sempre a Palladio. Il più famoso è quello del Milizia, che sarà l'ultimo trattato mai pubblicato. Nell'Ottocento non avremo nessun trattato di architettura. Ma veniamo a Gian Antonio Selva, questo grande architetto di cui purtroppo non possediamo un'immagine. Questa è l'unica immagine, questo medaglione che noi abbiamo. Selva, che aveva esordito alla grande, diciamo, con il progetto per il Teatro La Fenice, dopo aver vinto un concorso nel 1789, il primo architetto, come ho detto, che si forma a Roma e che compie anche dei viaggi importanti, va sia a Londra che a Vienna, quindi esce da una dimensione puramente locale. E trova però difficoltà a trovare lavoro quando ritorna a Venezia. Infatti nel periodo che va dalla costruzione del Teatro La Fenice, questo è il primo progetto, voi sapete che il teatro è stato ricostruito ben 2 volte, dopo 2 incendi, una volta negli anni 30 dell'Ottocento e poi dopo il 2000, come tutti noi ben sappiamo. Si cimenta in una serie di teatri, questo è un progetto per un gran teatro, vedete sempre il richiamo a Palladio e all'architettura del Cinquecento. Questo è il progetto per il teatro di Adria, che non si realizzerà. Questo è il progetto per un teatro a Trieste, che doveva avere anche una serie di altre funzioni, come vedete, aggregate. Sempre la simmetria, sempre il riferimento a Palladio. Selva è morto nel 1821, nel 2021 doveva essere fatta una mostra celebrativa che per una serie di ragioni non è stata fatta, quindi nulla è stato fatto a 200 anni di distanza per ricordare tra l'altro uno dei pochi architetti nato e cresciuto a Venezia. Questo è un palazzo Dotti a Vigo d'Arzere, anche questo non realizzato, vedete come la parte centrale soprattutto si richiami a Palladio, ma veniamo all'arrivo di Napoleone. Allora, i napoleonici arrivano una prima volta nel 1797, il periodo delle cosiddette municipalità molto breve, poi a differenza del resto del nord Italia ritorna l'Austria fino al 1806. Quindi il periodo napoleonico è molto breve, dal 1806 al 1813. 7 anni che però saranno decisivi, vedrete, saranno decisivi per la configurazione di Venezia moderna. Napoleone a Venezia è stato più detestato che amato, basta leggere il libro di Alvise Zorzi o i libri di Alvise Zorzi che lo accusa di essere stato l'affossatore della Repubblica Veneta, in realtà una Repubblica già moribonda per molti aspetti. Se andiamo a leggere i testi dei riformatori veneti come Memmo, come lo stesso Casanova, ci accorgiamo che gli assassini della Repubblica sono stati altri. Comunque sia, che piaccia o non piaccia, l'intervento dei napoleonici condiziona la Venezia futura. Persino la Venezia d'oggi, come vedremo, ha un debito nei confronti delle decisioni che vengono prese allora. È il Napoleone imperatore, quello che coincide con il secondo e importante periodo napoleonico.
è un imperatore che quindi vuole una sede adeguata, ma vuole anche che Venezia diventi una città come le altre. È forse il massimo fautore di un progetto di omologazione, brutta parola per dire di cercare di far somigliare la città a tutte le altre. Prende sede nella villa Pisani a Stra, quella che più di tutti assomigliava a Versailles, e infatti la famiglia Pisani, di cui un membro importante era stato ambasciatore a Parigi, in un empito di megalomania, aveva cercato di ricreare lungo questa riva del canale una reggia, anche qui vedete con chiari riferimenti a Palladio, al punto tale che forse non è il caso di parlare di neopalladianesimo, perché in realtà il palladianesimo non muore mai a Venezia, c'è una totale continuità e nel Settecento c'è una fortissima ripresa. Gian Antonio Selva viene nominato architetto della città, architetto civico. Ci sono due tipi di architetti: gli architetti dell'imperatore, quelli che devono seguire le grandi opere legate all'imperatore, detti architetti camerali, anzi il titolare si chiama Luigi Cagnola, ma è talmente impegnato a Milano, sarà l'autore dell'Arena Civica, dell'Arco della Pace, che non avrà modo di tornare a Venezia. Saranno dei suoi sostituti, a cominciare da Antolini e da Soli. Ma quello che voglio sottolineare, queste sono tutte immagini della Versailles veneziana, è che Selva deve recarsi da Napoleone. Napoleone arriva in visita a Venezia nel novembre del 1807, ma prima vuole parlare con l'architetto della città per definire il futuro della città. E ne abbiamo una testimonianza scritta. Tremebondo, Gian Antonio Selva, qui vediamo, scusate, prima di tutto l'accoglienza che viene data a Napoleone, vengono disegnati, sempre a cura di Selva, degli archi trionfali, uno davanti alla stazione, dove oggi c'è la stazione di Santa Lucia, e qui vediamo un'altra immagine, e un altro in volta di canale, più o meno dove oggi sbuca il Rio Novo. Da sottolineare il fatto che Napoleone è il primo visitatore illustre che arriva dalla terraferma. In genere i grandi visitatori arrivavano dal mare, quando arriva Carlo V o altri grandi sovrani si prepara un apparato scenico nel bacino di San Marco. Sembra quasi una premonizione di una città che volterà di fatto le spalle al suo centro tradizionale per avere un rapporto molto più stretto con la terraferma attraverso il ponte che sarà costruito. Ma vi dicevo, Selva viene convocato da Napoleone, Tremebondo arriva da Napoleone con questa mappa, così si dice, la mappa del Lughi, una mappa del secondo Settecento, dove Selva ha meticolosamente segnato le proprietà religiose. Perché le proprietà religiose? Perché saranno quelle oggetto di trasformazioni radicali, da beni della Chiesa, una volta soppressi ed espropriati, dovranno diventare sede di bâtiment civil. Bâtiment civil è il termine francese che potremmo tradurre come stabilimenti pubblici, come edifici collettivi, quindi scuole, musei, ospedali. E da quell'incontro tra Napoleone e Selva nasce la Venezia contemporanea. Lasciatemelo dire, anche se la frase può suonare un po' retorica, ma questa volontà di omologazione di Napoleone, il quale comincia a dire: ma com'è che manca una piazza d'armi? Ma com'è che manca un ospedale civile? Ma com'è che manca un liceo nazionale? E di volta in volta le varie ex sedi religiose diventano sedi di bâtiment civil. Questa mappa su questa mappa del 1844 ho segnato i principali interventi. Non so se vedete la freccetta, questo è l'ospedale civile, che ha inizio con un progetto di Gian Antonio Selva, questo è il liceo nazionale, oggi Foscarini, questo è la sede dell'Archivio di Stato, ex convento dei Frari, questa è la sede dell'Accademia, ex convento e scuola della Carità, questa è l'ufficio delle imposte, ex convento di Santo Stefano. Ecco, l'unica cosa non realizzata è questa caserma, vedete, nei pressi di quello che sarà il futuro scalo ferroviario. C'era poi un progetto di piazza d'armi che doveva sorgere esattamente qui alla Giudecca e che non sarà realizzato e che a Venezia viaggerà in diversi posti, prima ad Orsoduro, poi infine a Castello. Come vedete l'attrezzatura
civile di Venezia, il sistema di edifici pubblici è oggi ancora lo stesso, bene o male. In alcuni casi si conserva il carattere del convento, in altri casi non resta che la forma quadrata, ma quell'incontro tra Napoleone e Selva è stato davvero decisivo. Ma Napoleone vuole anche un palazzo reale in Venezia e in questo caso il progetto è nominalmente affidato all'architetto Cagnola, ma di fatto realizzato da Antolini, che però lo porterà solo parzialmente a compimento. Vengono realizzati giardinetti, come vedete, demolendo una serie di fondaci che insistevano su quell'area, ma in realtà, vedete, il progetto di Antolini prevedeva 2 ali rivolte verso il bacino di San Marco e un nuovo prospetto sullo sfondo. Ma dove soprattutto si interviene, qui lo vediamo nella sua estensione planimetrica, è in questo snodo, è l'ingresso. Nel punto di attacco tra le procuratie nuove e le procuratie vecchie esisteva una chiesa importante, la chiesa di San Gimignano, che già vi ha mostrato Paola Placentini, una chiesa di Sansovino, che viene inopinatamente demolita per creare questa continuità, che vedete in basso, delle procuratie nuove, che si mangiano anche quel pezzo di procuratie vecchie, è un portico passante che al suo interno contiene lo scalone. Lo scalone, che oggi serve per andare al Museo Correr, in realtà doveva essere l'accesso al Palazzo Reale di Napoleone. Ma tra l'altro i napoleonici vogliono che a Venezia ci sia una vera accademia di belle arti. Già esisteva, era stata fondata nel 1750, era una piccola cosa, l'edificio corrisponde esattamente alla Coffee House che stava all'Aresso, era fatto di 4 stanze, non formava dei pittori ma non formava degli architetti. C'era una scuola di architettura dove si insegnava a dipingere gli sfondi architettonici, ma non si insegnava l'arte della sesta o del costruire. I napoleonici chiamano un intellettuale di peso che è Leopoldo Cicognara da Ferrara. Leopoldo Cicognara è il padre dell'Accademia di Venezia, che nel giro di pochi anni diventerà una delle principali accademie italiane. Al suo interno Selva avrà la cattedra di architettura e Antonio Canova la cattedra di scultura. Realizzano per gli studenti questo volume che uscirà postumo rispetto alla morte di Selva, esce nel 1825, Le fabbriche e i monumenti cospicui di Venezia, dove si cerca di dare una spiegazione a quelli che vengono chiamati gli edifici, gli esempi di proto-rinascimento veneziano, cioè le opere di Codussi, le opere di Lombardo, come questa che vediamo qui. Naturalmente si conclude con le opere di Palladio a Venezia, le pochissime opere, tra cui il Tablino, uno dei lati del Convento della Carità, diventato sede dell'Accademia di Belle Arti. E queste sono pagine delle fabbriche più cospicue. Questa è la sede scelta, la chiesa e il Convento della Carità. I docenti si lamentano perché è troppo periferico, ma in realtà si creerà un nuovo polo a Venezia. L'Accademia diventa un polo importante che genererà dei percorsi. Un secondo aspetto importante delle riforme napoleoniche riguarda la mobilità. Venezia, prima di Napoleone, era una città fatta di tante isole. Per passare da una parte all'altra della città occorreva prendere molti traghetti, quello che vediamo a San Tomà è ciò che resiste di un sistema di molti traghetti. L'idea di Napoleone e dei napoleonici è di avere una mobilità tipica di qualsiasi città di terraferma, nonostante la presenza dei canali. Quindi si interrano canali, quando vedete Rio Terrà scritto vuol dire che è stato interrato un rio, a cominciare dall'età napoleonica, ma continuando nei decenni successivi, e che la costruzione di ponti. In realtà i napoleonici non riusciranno a costruire ponti, questo avverrà più tardi, c'è qualche ponte in legno, ma non incide. E naturalmente l'Accademia diventa il polo di una serie di percorsi nuovi. Ecco una pianta dell'edificio del complesso della Carità destinato alla Reale Accademia di Belle Arti. Questa è la parte attribuita a Palladio, il cosiddetto tablino, e questo è un plastico fatto a posteriori dove in fondo vediamo la nuova ala progettata da uno degli assistenti, che era nato come assistente di Selva Lazzari, il quale disegna l'ala che era destinata a museo.
Curiosamente non c'è nella pianta, nel progetto di Selva, di Nuova Accademia, che abbiamo conservato, non c'è la scuola di architettura, la scuola di scultura, scusate, c'è la scuola di pittura, c'è la scuola di ornato, c'è la scuola di architettura. Il mio sospetto è che la scuola di scultura dovesse essere fatta direttamente nello studio di Canova, che di lì a poco e a poca distanza avrebbe dovuto avere una straordinaria sede, casa e ufficio. Diciamo, ma in questo grande ritorno palladiano un testo fondamentale è quello del vicentino Ottavio Bertotti Scamozzi, che alla fine del Settecento crea una sorta di manuale pronto per l'uso, per poter utilizzare il Palladio soprattutto dell'architettura civile. Vedete Palazzo Chiericati a Vicenza. E infatti se guardiamo agli esercizi che Selva fa fare agli studenti, a cominciare si comincia dai 4 libri di Palladio, vedete questo edificio, che viene poi rideclinato, vedete, dagli studenti di Selva e da Selva stesso in questo modo, ma c'è una totale continuità. È cambiata la grafica, ma l'architettura è quasi la stessa. Questo è un progetto dei tanti non realizzati di Selva per un palazzo sul Canal Grande che riecheggia quel palazzo Chiericati di Vicenza che abbiamo prima visto. Questo è Palazzo Chiericati. Ecco, questo è il progetto che Selva disegna ma non realizza per Canova. Doveva essere tra Rio di Ognissanti e le Zattere un grande progetto che conteneva l'abitazione, lo studio e anche la scuola per i giovani apprendisti scultori. L'importanza di Canova è enorme, badate bene, non è il caso qui di riparlarne, ma Canova non è soltanto un grande scultore, è stato un grande politico. In fondo la nascita del museo dell'Accademia lo si deve a lui, alla missione Canova. Canova sapeva che cosa i francesi avevano rubato dalle chiese soppresse, dai conventi, da un tour in Francia ritorna con una serie di quadri che poi costituiranno il nucleo fondamentale dell'Accademia. Non a caso il Museo dell'Accademia ha una prevalenza di soggetti sacri e quasi tutti di matrice locale. Ecco, vedete come potete facilmente capire, i disegni sono conservati al Museo Correr, dove c'è il fondo Selva, che è stato gelosamente chiuso per molti anni, ma oggi finalmente è disponibile agli studiosi. E vediamo alcuni progetti a scala urbana di Selva, che sono il cimitero, questo era il primo progetto, anche il cimitero di San Michele, viene localizzato dai francesi in un'isola. Il cimitero per ragioni igieniche deve stare lontano dalla città, in questo caso l'acqua isola, e qui vediamo i disegni per il cimitero, ma anche l'ospedale. Questo è un disegno di Selva che di fatto riprende ciò che già esiste, l'albergo dei mendicanti con una sua scuola. Sapete perché si chiama ospedale civile? Perché in realtà il nome serve a distinguere dall'ospedale militare che in origine sorgeva poco lontano. Ecco, questa pianta è molto importante, la pianta dei fratelli Combatti, 1844, è importante per varie ragioni, ma 2 soprattutto. È la prima che è realizzata sul catasto napoleonico. I napoleonici, tra l'altro, in quei soli 7 anni importano il catasto, ovvero una raccolta di piante che descrivono i diversi lotti, i diversi fabbricati e li descrivono soprattutto in misura del reddito che producono. La ragione per cui si costituisce un catasto registro dei beni immobiliari è riscuotere le tasse in un mercato che è stato liberalizzato. Sono state spazzate via una serie di vincoli come i fidecommessi, come l'enfiteusi, perché di fatto fino alla fine del Settecento non si poteva vendere o comprare un bene. Lo si poteva utilizzare per 99 anni, ma non lo si poteva comprare. Quindi un mercato libero, un mercato molto più agile che ha bisogno di strumenti per controllare il mercato stesso. Ma la seconda ragione che dà importanza a questa mappa è la presenza della leggenda.
Nella leggenda, che ovviamente non riusciamo a leggere, sono indicati non soltanto i principali monumenti di Venezia, ma anche tutti quei bâtiments civils che sono stati impostati dai napoleonici e che sono stati realizzati grosso modo tra il 1810 e il 1844. Cioè registra quella Venezia moderna, omologata a una città che disponga di un ospedale, di un'accademia di belle arti e di tutte quelle attrezzature che fanno di una città vera, secondo Napoleone e i napoleonici. Questo, il secondo importante progetto a scala urbana, è la passeggiata, la promenade verso l'estremità di Venezia. Allora l'estremità di Venezia era segnata da una collinetta con un tempio periptero, la collina di Sant'Antonio. Doveva essere un parco pubblico e lo sarà per molti anni, fino a che la Biennale non se ne impossesserà alla fine dell'Ottocento per farne la sede dei padiglioni. Inizialmente aveva creato anche un edificio parallelo, vedete questo, che in qualche modo ci ricorda l'ospedale civile, anche qui con riferimenti a Palladio. Lo chiama stabilimento bagni, ma in realtà questo sembra un edificio ben più complesso di un semplice stabilimento bagni. Ecco, questo è il disegno bello, diciamo, dello stesso progetto. Disegna anche una cancellata d'ingresso che in parte viene realizzata. Ben 3 chiese vengono demolite per realizzare la promenade, che comincia nell'attuale via Garibaldi e termina con la fine della città. Vediamo, una parte ancora esiste ed è percorribile. Realizza anche un ponte, il ponte della Veneta Marina, che sta nel Rio dell'Arsenale e che è uno dei pochi progetti architettonici realizzati da Gian Antonio Selva. Doveva anche realizzare una serie di cancellate di elementi per il monumento a Napoleone. Il monumento a Napoleone doveva sorgere nella piazzetta San Marco, disegna 3 diverse ipotesi, ma non sto a raccontarvele perché vi annoiereste. Alla fine, diciamo, si compromette totalmente, disegna grandi monumenti a Napoleone. Questa è la piramide che doveva celebrare la grandezza di Napoleone al confine tra Italia e Francia, al Moncenisio. Lo vediamo innalzato, ma scusatemi, sono andato troppo avanti. Ma Selva in realtà dopo il 1813 non farà più nulla, lavorerà semplicemente come docente all'Accademia, docente di architettura, ma niente più progetti. Qui dobbiamo compiere un salto. Comincio la seconda parte del mio intervento, che si allaccia a un intervento ancora più intrusivo, ancora più violento di quelli che abbiamo visto adesso sotto la regia dei napoleonici. La costruzione di un collegamento ferroviario, 1846, che richiede la costruzione di un ponte. Ho scelto apposta questa immagine con una gondola vicino, perché dopo, quando parleremo di Raskin, vedremo come Raskin decide di non prendere mai il treno, ma di prendere sempre la gondola per andare da San Giuliano all'imbocco del Rio di Canareggio, perché quello era l'accesso a Venezia. Non c'è nessuna voce contraria che si leva contro la costruzione della ferrovia, c'è qualche mugugno, perché in realtà la città è in una crisi profonda e si comprende che l'allacciamento ferroviario può essere una condizione per un rilancio economico della città. La città ha perso abitanti, la città ha pochissime attività economiche, ha perso il ruolo di capoluogo e ha perso questa sorta di verginità insulare che ne costituiva una delle caratteristiche salienti. Ma il problema aperto è dove collocare la stazione. I commercianti di Venezia, soprattutto i commercianti di San Marco, intuendo il pericolo che il baricentro della città si sposti da quello tradizionale, commissionano a Iapelli è un ingegnere architetto di Padova, anch'egli ha lavorato per i napoleonici, ma continuato in età austriaca, gli commissionano un progetto di collegamento ferroviario, vedete, che attraverso le Zattere costituisca poi una stazione di testa alla Salute. C'è un ponte in ferro che dovrebbe collegare la Punta della Salute con la zona di San Marco. In mezzo ci mette l'entrepôt, parola francese che significa il porto, perché il problema della ferrovia è anche la necessità di collegarlo con un nuovo tipo di porto dove arrivano le navi a vapore, non più a vela. Navi a vapore vuol dire una
navigazione che dura tutto l'anno e vuol dire un volume di merci molto più cospicuo di quanto non avveniva con la tradizionale navigazione a vela. Come molti ci hanno spiegato, però non è che si passi da un giorno all'altro dalla navigazione a vela a quella a vapore. Tutta l'iconografia ci racconta che per molto tempo, almeno fino agli anni 20 del Novecento, coesistono i due tipi di imbarcazioni. Quindi gli Appelli propone questo progetto molto intrusivo, che oltretutto avrebbe avuto questo ponte a fune. Non esistevano in Europa ponti a fune, è un modello americano, sono gli americani che, copiando dai Pelle Rossa, uno dei pochi in prestiti dei Pelle Rossa alla civiltà americana, costruiscono dei ponti a fune, ma in ferro. Questo doveva andare dalla Punta della Salute più o meno a Vallaresso, quindi se torniamo al tema del conflitto tra modelli foresti e modelli legati alla tradizione, qui siamo sicuramente di fronte a un modello foresto importato con molta violenza. Ma in realtà la ragione per cui non si costruisce tutto questo è una ragione legata ai costi. La questione della stazione resterà nel vago per molto tempo. Prima non esisteva che una tettoia, la stazione che vedete a destra è costruita nel 1875, per cui molti anni dopo l'arrivo della ferrovia, e vorrei che guardaste bene il sottotitolo di questa rivista inglese che pubblica un'immagine della stazione di Venezia, On the Way to India. Perché to India? Cosa c'entra l'India? In quegli anni si apre il canale di Suez, 1869, e per Venezia si aprono prospettive straordinarie. L'idea che il Mediterraneo orientale non sia più un lago chiuso, ma diventi un'area percorribile, e soprattutto nel traffico tra Gran Bretagna e India si deve decidere dov'è l'arrivo della cosiddetta valigia delle Indie. La valigia delle Indie era per metà un treno piombato, nel senso che era riservato soltanto ai cittadini britannici, i quali da un certo punto in poi nel Mediterraneo dovevano prendere una nave per l'India. Venezia si candida come terminal della parte ferroviaria, anche se poi in realtà sarà Brindisi a giovarsi di questo trasbordo. Infatti Brindisi cresce attorno all'essere terminale della valigia delle Indie. Vi dicevo, la ferrovia non porta soltanto treni, ma porta anche un modo diverso di concepire lo spazio. In altre parole, procede e va avanti e anzi si inasprisce, se mi lasciate usare questo termine, il progetto napoleonico di modificazione della viabilità. Voglio citare Massimo d'Azeglio, il quale quando vede l'arrivo della ferrovia a Torino dice: come può un viaggiatore, dopo aver provato l'ebbrezza della velocità, sceso dalla stazione, trovarsi davanti a un dedalo di vicoli? Quindi in qualche modo il viaggio deve proseguire anche dentro la città. E in effetti quasi ovunque vediamo aprire nuove strade perché questo viaggio ideale e materiale continui. A Venezia sarà strada nuova, che noi vediamo oggi in forma incompleta, ma in realtà avrebbe dovuto collegare la stazione a Rialto. Vi dicevo, ma la stazione, l'arrivo della ferrovia porta con sé una serie di ponti. Finalmente si realizzano. Il ferro dà la possibilità di realizzare in tempi brevi, in maniera abbastanza economica, dei ponti prefabbricati. E a Venezia c'è una fabbrica, la Neville, che più o meno sorge dietro la scuola di San Rocco, in un'area oggi occupata da un quartiere di edilizia popolare, dove si costruiscono locomotive e ponti in ferro prefabbricati. Vedete, c'è una fase in cui sono in legno, questo è il ponte lungo alla Giudecca, ma poi si passa al ferro. Questo è il ponte della Carità, costruito nel 1855 e che ha resistito fino ai primi anni 30. Questo è uno dei modelli prefabbricati della Neville che ritroviamo nelle zone più estreme di Venezia, se andiamo a Canareggio, a Castello e soprattutto a Santa Marta li ritroviamo. E qui vediamo una sorta di mappa dei percorsi che vengono indotti da questa nuova stagione. Vedete la strada nuova nella sua estensione totale, verrà realizzato soltanto questo tratto in realtà, e vediamo un nuovo asse che deve collegare Rialto all'Accademia. Questo nuovo ponte, questo nuovo punto, questo nuovo polo, come dire, vitalizzato dalla presenza del ponte.
E qui, un po' utilizzando l'esistente, un po' demolendo, si costruisce la sequenza dei cosiddetti campi risorgimentali. Santo Stefano, che già esisteva, Sant'Angelo, che viene creato per l'occasione, e San Luca, creato per l'occasione. Tutti avevano una statua di un eroe risorgimentale. Tomaseo, che ancora sopravvive, il Cagalibri, l'autore del primo dizionario italiano. In Campo Sant'Angelo c'era la statua di Paleocapa, che poi verrà trasferita ai Giardini Papadopoli, non ho mai capito perché, e infine a San Luca il massimo degli eroi risorgimentali veneziani, Manin. Ecco, poi Strada Nuova, vedete, Strada Nuova che doveva avere una continuità che in realtà non potrà avere per ragioni di costo. Vi dicevo, non ci sono mugugni, ma i primi mugugni, le prime proteste arrivano dagli stranieri. John Ruskin nel 1849 arriva per la prima volta da solo a Venezia, era stato molte volte ma con i genitori. John Ruskin era di famiglia ricca, il padre era uno dei più grandi importatori di sherry dalla Spagna in Inghilterra, quindi John Ruskin ha potuto non fare nulla per tutta la sua vita, vivere di rendite, anzi pagare dei collaboratori, come vedremo. John Ruskin, quando vede il ponte ferroviario, resta inorridito, scrive una lettera al padre molto significativa, dice: io credevo di arrivare nella città più bella del mondo, invece mi sono accorto che stavo arrivando a Liverpool o a Birmingham, in una qualsiasi città inglese, ma dal retro, e da quel momento in poi si rifiuterà di prendere il treno. Racconta che il tragitto compiuto dal ponte, che corrisponde al ponte, sarà da lui compiuto con una gondola nello spazio di 3 ore e mezza. Questo è quello che ci racconta, io non so se poi veramente abbia preso il treno. Comunque Ruskin tornerà molto spesso a Venezia, anche perché dedicherà una serie di pubblicazioni a Venezia, a cominciare dalle pietre di Venezia. Vedete, questi sono disegni di Ruskin. Ruskin era un grande disegnatore, c'è sempre un'idea funebre, per lui Venezia è una città in agonia, una città che sta morendo. The Stones of Venice, nel prologo, scrive: delle grandi potenze marinare, prima c'era Tiro, capitale dei Fenici, che è morta e sepolta. Poi è venuta Venezia, che sta morendo, e infine ci sarà l'Albione, l'Inghilterra, che morirà perché è gestita nel modo peggiore, quindi anche le città inglesi prima o poi moriranno. The Stones of Venice è al tempo stesso un inno all'architettura scolpita veneziana, non tanto l'architettura, perché Ruskin di architettura capiva molto poco, non c'è una frase sulle volte, tutto l'Ottocento discute di volte, lui parla soprattutto di capitelli scolpiti, parla soprattutto della facciata del Palazzo Ducale e della facciata di San Marco. The Stones of Venice viene pubblicato tra il 1851 e il 1853 in 3 volumi, ma ce n'è soprattutto uno, quello che si chiama La natura del gotico, che parla moltissimo di Venezia. Tra l'altro Paola Placentino, o nella prima lezione, vi è stata mostrata la Porta della Carta, che sta tra Palazzo Ducale e la chiesa di San Marco. Per Ruskin rappresenta la fine della vera autentica architettura veneziana. È oramai un'architettura che non guarda più a se stessa, alla sua tradizione, e il Palazzo Ducale per lui rappresenta il massimo di questa tradizione locale, ma guarda ai modelli rinascimentali, romani e fiorentini, quindi la fine di una tradizione locale. Grande disegnatore, ma non si accontenta di disegnare lui stesso, commissiona ad una serie di giovani disegni, calchi di facciate. Sono sempre edifici che esprimono, secondo lui, un grande senso di venezianità, e tra questi giovani che lavorano per lui vediamo crescere anche una serie di importanti personaggi, come Giacomo Boni, che diventeranno dei responsabili del Servizio Nazionale di Tutela, sempre condividendo quest'idea. Questo è un disegno di Giacomo Boni, di Cadario, sempre condividendo quest'idea di Venezia come città in agonia. Anzi, possiamo dire che il mito di Venezia che muore, un mito che continua, anzi costituisce secondo me uno dei principali concept turistici. Concept possiamo tradurlo come le ragioni di una visita, come stava scritto nelle vecchie guide del touring. Uno dei concept fondamentali è: venite a vedere Venezia prima che sprofondi definitivamente. Questo implicitamente nella testa di molti turisti. E Ruskin è responsabile di questa prima idea.
Dicevo il canale di Suez, oggi ne parliamo per altre ragioni, perché è diventato pericoloso, ma apre una stagione veramente nuova per Venezia e dal punto di vista economico, dal punto di vista manifatturiero, industriale, costituisce anche una leva molto importante. Tutta una serie di industrie che nascono a Venezia, di manifatture, dopo il 1870-80, sono tutte legate a beni importati da Oriente, il cotone che dà origine al cotonificio, il tabacco, ma anche il Mediterraneo stesso si muove, il grano ucraino fornisce gli elementi, la materia prima per una serie di mulini. Piero Lando ha ben descritto questo processo di industrializzazione che in parte è nascosto, cioè non lo si vede, è nel lato B della Giudecca e a Santa Marta, tant'è che Marinetti, quando nel 1911 andrà in cima al campanile di San Marco e lancerà dei volantini, dirà: Venezia deve abbandonare le gondole e invece sposare le ciminiere, le fabbriche. Non sapeva che c'erano già, non le vedeva, come molti non le vedono. Venezia diventa nel giro di pochi anni la quarta città industriale d'Italia e ancora non c'è il Porto Marghera, e il porto, che è stato inaugurato nel 1880, diventa il terzo porto, diventa il quarto porto del Mediterraneo, dopo Marsiglia, Genova e Trieste, sì, il quarto porto. Quindi grandi successi sul piano economico, e viene collocato in una posizione intermedia tra quelli che lo volevano nel canale della Giudecca come gli appelli e quelli che lo volevano attaccato alla stazione. La Marittima è localizzata lì per decisione di Pietro Paleocapa, questo grande idraulico che aveva cominciato con i napoleonici, che muore poco dopo avere condizionato la scelta, la decisione di localizzare qui la cosiddetta Marittima. Ma vedete che vicino sorgono, assieme ai depositi, una serie di stabilimenti industriali, tra cui il cotonificio, l'edificio in grigio che vedete perpendicolare alle fondamenta, che per molto tempo costituirà la più grande fabbrica del nord-est. Quindi altro che Venezia che muore, la città è viva, la città cambia, la città si trasforma, al punto tale che già alla fine dell'Ottocento si pone il problema dell'ampliamento della Marittima. Si parla di un terzo molo. Qui vedete alcune proposte, e tra l'altro il tronchetto è un terzo molo che però poi non sarà utilizzato come tale, perché nel frattempo si deciderà di ampliare il porto a Marghera. Marghera, prima di essere un porto industriale, è l'ampliamento del porto merci della Marittima. Ecco, vedete da una foto aerea del 1940 oramai si è, come dire, consolidato lo spazio della Marittima con gli stabilimenti che hanno ovviamente interessato anche la Giudecca, a cominciare dal Mulino Stucchi, che darà una sorta di icona, la torre del Mulino Stucchi diventa l'elemento iconico del canale della Giudecca, e una serie di interventi nel campo della manifattura. Qui vediamo la parte, il cosiddetto punto franco, quello dove le merci non pagavano tasse, questo per favorire il ruolo di Venezia porto di transito. Il Mulino Stucchi, prima che fosse ampliata e costruita la torre, il Mulino Stucchi nel suo aspetto semidefinitivo. Quindi è un edificio industriale che connota anche iconograficamente questa parte di Venezia. E qua, preso da un libro sulle industrie e le attività a Venezia, vedete la diffusione degli impianti industriali, vedete come primeggi la Giudecca e la zona vicina al porto, naturalmente compreso l'Arsenale che ancora aveva capacità produttive. Ma i progetti industriali di Venezia negli anni '80 hanno un grande rilancio. Vincenzo Stefano Breda, questo industriale padovano che ha realizzato buona parte della rete ferroviaria del Veneto, la rete minore quasi tutta dovuta alla sua attività di imprenditore, decide di collocare, con l'aiuto dello Stato, con i finanziamenti dello Stato, di collocare a Venezia la prima acciaieria d'Italia per costruire la prima corazzata d'Italia. Il bacino di carenaggio, come vedete all'Arsenale, non c'entra niente con l'Arsenale. È stato fatto da Breda negli anni '80 per ospitare la prima corazzata. Vedete in questa mappa
del 1882-83 ci sono queste misteriose officine di Sant'Elena, che non saranno mai realizzate, che in realtà corrispondono alle acciaierie che Breda aveva concepito per Venezia, nella prospettiva di creare la prima corazzata. Poi, per ragioni di difesa, i militari preferiranno collocare a Terni lo stabilimento dove costruire la prima corazzata. Infatti le acciaierie Breda saranno poi realizzate a Terni, quella che oggi si chiama Ilva, non so, in 1000 passaggi di proprietà. Ma gli anni '80 sono cruciali a Venezia, non soltanto per il suo sviluppo, ma anche per la discussione che si apre. Gli anni '80 sono anche gli anni dell'igienismo imperante. Dal 1886 in poi è obbligatorio redigere un piano di risanamento e anche Venezia pone mani. Non lo chiamerà piano di risanamento, ma in modo pudibondo sarà chiamato 40 progetti per risanare Venezia. E guardate queste due tavole che riguardano il sestiere di San Marco e la zona di Rialto, in nero vedete allargamenti stradali. C'era poi un articolo del regolamento edilizio che prevedeva l'allargamento a 5 metri di tutte le strade considerate di prima categoria. Voi potete capire quale sarebbe stato l'impatto su Venezia. Questi progetti non saranno realizzati, saranno bloccati, alcuni saranno realizzati sul lungo periodo, ma nascerà una furiosa discussione. Parlare di dibattito sarebbe poco. Il primo è Camillo Boito. Camillo Boito lo vedete a sinistra, con quest'area da dandy, insieme al fratello Arrigo Boito, musicista. Sono figli di un pittore spiantato e di una contessa polacca. Infatti, come vedete ci tengono assai all'eleganza. Boito al grande pubblico è conosciuto più per Senso, questo romanzo che poi diventerà un film di Visconti, ma è anche un grande architetto, forse il principale architetto italiano dell'ultimo quarto dell'Ottocento. E Boito interviene con un articolo su un giornale di scala nazionale, la nuova antologia, che si chiama Venezia che scompare, Sant'Elena e Santa Marta. Santa Marta per via del porto, Sant'Elena per il ventilato progetto di acciaieria che Breda ha in mente. Siamo nel 1885. Ma dopo di lui Pompeo Molmenti calcherà ancora di più la mano. Pompeo Molmenti è un erudito, ma un enfant prodige, perché all'età di soli 27 anni ha pubblicato questa storia di Venezia nella vita privata, era una borsa dell'Istituto Veneto, e spara pallettoni contro i nuovi progetti per Venezia. Addirittura scrive un articolo che si chiama Delende Venezie, sempre sulla nuova antologia, è un dativo, cioè dedicata a Venezia che sta per essere distrutta, e introduce il concetto di profanazione, li chiama i profanatori di Venezia, del suo carattere e della sua tradizione. Da questo momento in poi, siamo nel 1887, Pompeo Molmenti sarà l'avversario irriducibile di tutti i progetti di rinnovamento, di tutti i progetti che importano modelli foresti, per tornare al concetto primigenio. Sarà l'instancabile sentinella. In questo è sostenuto anche dall'arrivo di una colonia straniera importante. Questo è il salotto della contessa Curtis Green, la signora Curtis Green si faceva chiamare contessa ma non lo era, a Palazzetto Barbaro, dove passano personaggi di primo piano come il pittore Singer Sargent, che è l'autore di questo dipinto, come Forster e via dicendo. Anche loro sono contrari a quest'idea di manomissione di Venezia. Negli stessi anni '80, mentre prima Boito e poi Molmenti scrivono queste requisitorie contro i profanatori, un altro erudito scrive, scusate non ho più gli appunti, scrive un elenco dettagliato di tutti gli edifici distrutti a partire dall'età napoleonica. Dopo mi verrà in mente il nome e ve lo dirò, è un notissimo. Tassini, esatto, Giuseppe Tassini, grazie. Elenca più o meno negli stessi anni tutti gli edifici distrutti, a cominciare da quelli che Selva aveva distrutto. Quindi è un altro modo per reagire a questi progetti di rinnovamento radicale. Ma guardiamo un po' Venezia nel suo insieme. Questa mappa è del 1890, ci sono già una serie di modifiche. Vedete il campo di Marte che è stato collocato vicino
al porto, vedete come la Giudecca sia considerata una specie di terra di nessuno. Mancano, e qui Piero Lando me lo può confermare, tutta una serie di edifici industriali che invece dovrebbero comparire a quell'epoca, ma in realtà non esistono, non si vedono, come poi confermerà Marinetti nel 1911. Non fanno parte di Venezia, sono qualcosa di estraneo. E a un certo momento la battaglia di Molmenti si concentra su alcuni obiettivi specifici. I primi sono gli edifici in ferro. Gli edifici in ferro sono, soprattutto quelli sul Canal Grande, un'offesa alla tradizione di Venezia. La prima pescheria, il primo progetto, vedete in fondo le fabbriche nuove di Sansovino, la vecchia pescheria che era stata costruita nell'epoca del risveglio ferroviario, per usare un termine allora di moda, era un edificio che imitava le halles parigine, le piccole halles veneziane, una tettoia in ghisa. Bene, tanto farà e tanto dirà Molmenti che questo edificio sarà demolito e sostituito nel 1907-8 da questo edificio in stile medievale di Domenico Rupolo. Chi passa di lì pensa di trovarsi di fronte a un edificio storico. Come vedremo in molti altri casi, la campagna condotta da Molmenti e da altri porterà alla ricostruzione di una serie di edifici fasulli, finto medievali, che vengono, come dire, inglobati in questa idea di Venezia medievale. Naturalmente i ponti sono messi sotto accusa, scrive parole di fuoco contro i ponti in ferro, a cominciare dal ponte degli Scalzi, questo è quello che sorge di fronte alla stazione, che sarà sostituito negli anni 30 da questo ponte di Eugenio Miozzi, inaugurato nel 1935. Quindi paradossalmente il ponte che sembra più vecchio, che costruito con caratteri cinquecenteschi, è molto più recente del ponte in ferro costruito nel 1855, poco dopo l'arrivo del treno. La stessa cosa avverrà per il ponte della Carità o ponte dell'Accademia, che era stato costruito secondo lo stesso modello, cioè una lunga trave in ghisa sostenuta da una parte a scalinata. Ecco, qui lo vediamo forse meglio nel suo sviluppo, e curiosamente oggi, se volete vederne una sorta di replica, poco distante in campo San Vidal, l'architetto Nani Valle aveva realizzato questo accesso a Casa Branca che imitava il vecchio ponte distrutto. È una curiosità. Poi sarà costruito un ponte provvisorio che ci troviamo ancora oggi, un provvisorio che è diventato definitivo. Questa immagine degli anni 30, ma potremo anche riferirla alle tante volte in cui il ponte provvisorio è stato ricostruito, essendo in legno ha bisogno di una manutenzione continua. E questo pare sia, scusate, a bassa densità, ma è l'unica immagine che ho trovato, il nuovo ponte che dovrà essere costruito. Molto meglio il vecchio ponte in ferro, secondo me, di lontana memoria. E da quel momento in poi si costruiscono ponti che imitano una tradizione veneziana. Questo è il ponte che collega Piazzale Roma al Giardino Papadopoli, anche qui la mano è di Eugenio Miozzi, lo stesso che poco più in là ha progettato il garage di Piazzale Roma, quindi qualcosa di profondamente diverso, ma dopo gli strali lanciati da Molmenti si raggiunge una specie di compromesso. Cioè, se l'edificio è lontano dal Canal Grande, se è fuori dalla vista, può anche parlare il linguaggio della modernità, può anche assumere modelli foresti, ma se siamo in luoghi nodali e soprattutto se siamo sul Canal Grande, bisogna adottare il linguaggio della tradizione. E questo compromesso in qualche modo ancora continua a guardare bene. In realtà, da un certo momento in poi, dopo la prima metà dell'Ottocento, Venezia abbandona definitivamente il palladianesimo, che ancora fino al 1850 ha condizionato una serie di edifici. Prendiamo ad esempio la sede del Museo di Venezia, il museo, quello che doveva essere il museo civico, anche se oggi è stato destinato a museo di storia naturale, sarà trasferito nelle Procuratie Nuove nel 1923, anche qui per volere di Molmenti. Ma vedete il fondaco dei Turchi, che in realtà è oggetto di una ricostruzione quasi integrale,
guarda a un modello tradizionale, una sorta di Bisanzio che dovrebbe essere nelle vene di Venezia e della sua tradizione. E addirittura nella prima ipotesi, siccome non ci stava tutto il museo civico dentro l'ex fondaco dei turchi, si pensava di realizzare una sorta di raddoppio, anche questo dell'architetto Berchet, che avrebbe dovuto incorporare altri elementi di una tradizione che si rifà al bizantino. Questo è un fotomontaggio che ho fatto io. Ma vediamo che questa idea della tradizione si ritrova in moltissimi edifici, a partire dal 1880-1890. Qui siamo al Lido. Il Lido diventa una palestra interessante per la realizzazione di edifici che spesso sono simili o sono realizzati dagli stessi architetti che nella città storica progettano edifici di maggiore dimensione. Questo è un architetto che si chiama Sicker. Ma vedete, non dissimile, a destra vedete un edificio del Lido e a sinistra vedete, sempre dell'architetto Berti, la palazzina di Carezzonico. È completamente nuova, è realizzata nel 1909, ma anche qua parla il linguaggio della storia. Anche qua il turista non avvertito, direi quasi tutti i turisti, lo penseranno come parte di una lunga tradizione. Anzi, l'idea fondamentale è che Venezia, non soltanto dei turisti, ma anche di molti veneziani, sia una sorta di cristallo che si è conservato intatto fino al 1797 per arrivare fino ai giorni nostri. In realtà è stato calcolato che quasi la metà del patrimonio edilizio di Venezia è stato costruito ex novo o profondamente rimaneggiato. Vediamo la casa bizantina di Torres, siamo anche qui nei primi anni del Novecento, anche qua si guarda ad una tradizione locale, anche se poi in realtà questi sono edifici moderni, dotati di tutti i comfort e di tutte le caratteristiche di un edificio moderno. Ma spesso si usano due modi diversi di parlare. Sullam, Guido Costante Sullam, che forse è l'architetto più brillante di questa generazione di architetti a cavallo tra 800 e 900, usa nel centro storico di Venezia due linguaggi completamente diversi. A destra, in quello che si chiamerà il Palazzo del Gazzettino, sembra imitare la secessione viennese, anzi questo è un pezzo di secessione viennese, sembra di trovarsi di fronte a Otto Wagner. A sinistra, invece, nella casa Hayez, in campo Santa Maria Mater Domini, ricorre al linguaggio bizantino, anche se a guardarlo bene vediamo tutta una serie di contaminazioni. Cioè qualcosa viene incorporato all'interno di una tradizione consolidata, qualcosa volutamente vuole essere diverso. E questo, il Palazzo del Gazzettino, è una delle rare eccezioni, insieme allo stesso bacino Orseolo, di interferenza moderna all'interno della città storica. Questo è Sullam che progetta al Lido, dove questo genere di esercizio che ha radici nel Medioevo locale sempre più si avvicina a quello che poi sarà chiamata Art Nouveau. Non a caso poi tutti questi architetti, Sullam, Torres e gli altri che ho citato, da un certo momento in poi vireranno verso l'Art Nouveau, ma naturalmente al Lido questo non sarà possibile, questo tipo di trasformazione nella Venezia storica non è ammesso. Un secondo fronte di lotta per l'instancabile Pompeo Molmenti è l'edilizia popolare o edilizia sociale. Qui Venezia è veramente una città all'avanguardia. La legge Luzzatti, forse voi avete visto L'amica geniale, le due ragazze abitano nel quartiere Luzzatti, porta il nome di Luzzatti perché è il nome della legge nazionale voluto dall'onorevole Luzzatti, che prima è stato il presidente della Cassa di Risparmio di Venezia e che ha inventato questo sistema che sarà prima applicato a Venezia, poi adottato a scala nazionale. Le banche e le assicurazioni sono obbligate ad anticipare i fondi ai comuni per costruire edilizia popolare. Venezia è la prima, e già negli anni 90, con i quartieri come ad esempio quello della Madonna dell'Orto, costruisce, e la Giudecca, edilizia sociale. Quindi altro che città che muore, è una città viva, è una città all'avanguardia. Ma Molmenti comincia una polemica feroce, dicendo che queste case sono brutte, non sono adatte al volto di Venezia,
anche se sorgono ai margini di Venezia, non sono visibili dal Canal Grande. E anche qui si raggiungerà un compromesso. Una serie di quartieri che nascono successivamente, cioè dopo il 1905, come questo che vediamo qua, il quartiere di San Rocco, sull'area dove sorgeva la vecchia fabbrica di locomotive, è un quartiere che viene costruito soprattutto per i dipendenti delle ferrovie, viene costruito con una serie di stratagemmi. Si crea una facciata liscia in intonaco, ma le finestre, vedete le aperture, sono decorate da elementi che ricordano la tradizione. Questo è reso anche possibile dall'uso del cemento stampato. Un signore che si chiama Guglielmo Guggenheim, che non c'entra niente con Peggy Guggenheim, che era un noto ebanista veneziano, inventa un sistema per costruire dei casseri di legno dove gettare il cemento, e quindi è possibile realizzare in modo rapido ed economico architravi che ricordano la tradizione veneziana, persino l'arco estroflesso che vedete in una di queste facciate. Anche qui il passante distratto, il turista, è convinto di essere di fronte a edilizia storica e non a un quartiere recente che è stato costruito all'indomani delle polemiche suscitate da Pompeo Molmenti sul carattere non veneziano dell'edilizia sociale. Ma soprattutto interessante è secondo me il quartiere di Sant'Elena. Il quartiere di Sant'Elena, che viene progettato prima della Grande Guerra e realizzato dopo, infatti tutta la toponomastica ci ricorda la Grande Guerra, nasce con l'intento di realizzare qualcosa nella tradizione veneziana, in questo caso intesa non soltanto per gli aspetti stilistici, per i dettagli architettonici, ma soprattutto per l'uso dello spazio. Ci sono porteghi, sottoporteghi, ci sono campielli, c'è un uso variato dello spazio, e devo dire che tutto questo rimanda a Raskin ancora una volta. Raskin aveva detto che quello che altrove è un disvalore diventa un valore a Venezia, cioè la policromia, la differenza di volumi, la non uniformità dei volumi e l'irregolarità dello spazio. Sono tre caratteristiche che John Ruskin riconosce alla tradizione veneziana e che vengono riprodotte nel quartiere di Sant'Elena. Oggi i colori scialbati non ci fanno comprendere come in realtà all'inizio i colori fossero vivaci e avessimo una compresenza di stili diversi. Nonostante questo, Molmenti e altri impongono che davanti a un quartiere edilizio popolare sia costruito un parco, perché il visitatore che arriva a Venezia, si continua a pensare che il visitatore arrivi dal mare, cosa che non avviene più, è avvenuta poi nell'infausta stagione delle crociere, ma non in altre occasioni, venga dal mare. In realtà tutti arrivano dal ponte, che continua a non ricevere le cure che dovrebbe, continua a essere una specie di anus urbis, che non ha nessun tipo di carattere, mentre invece davanti a Sant'Elena bisogna realizzare un parco per non mostrare subito al visitatore l'edilizia popolare. Ecco, vedete alcuni caratteri ancora visibili, la policromia, la differenza di volumi, i salti altimetrici che costituiscono la caratteristica di Sant'Elena. Sant'Elena ha un equivalente a Roma, che è la Garbatella. La Garbatella è stata recentemente molto citata perché ha dato i natali al nostro primo ministro. La Garbatella ovviamente rispetta dei caratteri che sono considerati tipicamente romani, ma contemporanea di Sant'Elena anche la Garbatella cerca di riprodurre mutatis mutandis quelle che sono le caratteristiche dell'edilizia minore romana. Quindi la Garbatella non è una borgata, non è nata in borgata, è nata in un quartiere di edilizia popolare, però che ha dei natali, vorrei dire, abbastanza nobili. Ho finito, ma vorrei concludere, sperando che voi mi poniate delle domande, dicendo che in fondo questo contrasto tra modelli importati e modelli tradizionali, anche se poi tanto tradizionali non sono, no? Qui avete visto una specie di inganno, vengono contrabbandati per tradizionali edifici che in realtà non lo sono edifici che soltanto in alcuni aspetti, dettagli architettonici riproducono la tradizione, ma non nell'insieme. Dicevo, questo dualismo continua, è una discussione che non si è mai esaurita, così come la discussione su
Venezia che muore o Venezia che vive. In fondo i due libri usciti a distanza di poco tempo, Se Venezia muore di Salvatore Settis e Se Venezia vive di Mario Isnenghi, pongono questo stesso dualismo. Grazie. Ci sono domande? Spero di sì. Richieste di chiarimento? Io ho cercato di buttare lì anche degli elementi di polemica, come il giudizio su Napoleone. So che molti veneziani detestano Napoleone, però che sia amato o detestato è stato comunque decisivo per Venezia contemporanea. Prego. Dov'è il microfono? Lo porta lei? Sì. Chi è che interviene? C'è una mano alzata là in fondo. Vai. Sì. Intanto complimenti, molto bella la relazione. Il ponte di metallo, di ferro, che unisce San Pietro di Castello, dove c'è la chiesa, con l'altra parte di Castello, che storia ha? È sempre della stessa... È austriaco? Sì, vengono realizzati in età austriaca e in genere sono dei prefabbricati Neville. Quindi fa parte Se lo guardiamo bene, sì. Anche ponti più complessi, noi abbiamo visto un modello di prefabbricato a campata unica. Ce n'è uno ancora visibile di fianco alla manifattura tabacchi, oggi sede del tribunale, ma ce ne sono anche in altre parti di Venezia, ma anche quelli modulari sono quasi tutti usciti dalle officine Neville. E un'altra domanda un po' provocatoria. Il quartiere di Saccafisola, costruito negli anni 60, che significato ha in questa edilizia popolare, nell'edilizia della storia di Venezia? Beh, un significato importante, perché io ricordo che Venezia fino al 1961 è percepita come una città troppo densa, da cui bisogna espellere circa 30.000 persone. Questa era e su questa linea viene impostato un piano di edilizia popolare che ha come cuore fondamentale il villaggio San Marco, il cosiddetto programma In Casa, che riguarda tutte le città italiane. In ogni città italiana c'è un quartiere In Casa. A Venezia il villaggio San Marco, che era stato concepito per ben 12.000 persone, la più parte doveva venire da Venezia. Poi però nel 61 per la prima volta ci si accorge che Venezia perde popolazione e da quel momento la politica di edilizia popolare cambierà rotta e si costruirà non tanto Saccafisola, che era stata concepita prima, negli anni 50, anzi credo che sia una coda del piano In Casa, ma il grande programma, il PEP degli anni 70, che ha lasciato moltissimi interventi alla Giudecca, il quartiere Exaffa, e via dicendo, la stessa Saccafisola, nasce dall'idea di riportare popolazione a Venezia. Fenomeno Venezia centro storico, e come abbiamo visto il progetto non ha funzionato, non ha arrestato la fuga di persone dal centro storico, dalla Venezia insulare. Prego. Qua per favore col microfono. Sì, è una domanda ma anche un'osservazione. Allora, abbiamo visto molti esempi novecenteschi di architettura o di edilizia moderna, diciamo, pienamente inserita nella modernità, sia pure un po', diciamo, mascherata, un po' così, come lei ci ha brillantemente fatto notare e così via. Ma edifici invece eminenti, di quelli che danno il tono a un'intera città, a una situazione urbana così, che invece si esprimano la modernità. Mi viene in mente la banca, quella che c'è di Campo Manin, insomma, ma poco altro. Ecco, è come se questa modernità si fosse possibile esprimersi soltanto, diciamo, in un'architettura minore, in un'architettura, diciamo, di serie B,
mentre là dove si guarda all'eminenza architettonica che dà il tono a una città, invece non si sia osato così fare qualcosa. Penso ai tanti progetti, Le Corbusier, eccetera, eccetera, che sono falliti, come se la voce di Molmenti avesse raggiunto il Novecento e lo avesse messo a tacere. Esattamente. No, però la potenza della Cassa di risparmio di Venezia e della SAD è stata tale da riuscire a costruire le proprie rispettive sedi, la Cassa di risparmio tra Campo San Luca e Campo Manin, la SAD in Rio Nuovo, con il linguaggio della modernità, senza infingimenti e senza... Ma però rappresentano secondo me due eccezioni in un panorama dove domina il mimetismo, no? L'idea di costruire, se si costruisce in grande nel centro storico, il linguaggio deve essere quello della tradizione, anche se attraverso una serie di falsi evidenti. Ne abbiamo un esempio qua fuori, certo. Il dibattito com'era, dov'era o nuovo, che è stato un dibattito molto interessante. Per fortuna il sindaco Cacciari aveva l'autorità culturale per imporre il com'era e dov'era. Un altro sindaco non l'avrebbe avuta e secondo me staremo ancora discutendo su dove costruire il nuovo teatro, ne sono sicuro. Credo che questa ricostruzione sia stata completamente assorbita dalla collettività. Tutti noi pensiamo alla Fenice come il teatro della storia, il teatro di sempre, anche se è stato ricostruito dalle fondamenta. Di questo dobbiamo dare atto a Massimo Cacciari, credo. Non sono in campagna elettorale, anche perché credo non si presenti alle europee, quindi. Nessun'altra domanda? Allora ci salutiamo e ci vediamo. Ah, prego. Buonasera. Buonasera. A proposito delle Venezie possibili, mi ricordavo di aver letto in un libro di Carlo Rubini, chiamato La Grande Venezia nel secolo breve, di un possibile collegamento, si parlava di questo nuovo collegamento ferroviario nel nord di Venezia, alla fine dell'Ottocento, se non sbaglio. Ce ne sono tanti di progetti del genere. Dove si ipotizzava, appunto, immagino nel contesto di Venezia come centro portuale importante a livello nazionale, da un distaccamento dal Ponte della Libertà sul dorso di Venezia e creare una sorta di nuovo ponte via Certosa fino alla penisola del Cavallino. Detto questo, ovviamente un collegamento futuribile. Detto questo, a suo avviso non è stato fatto per questioni economiche oppure anche può essere importante quello che diceva lei a proposito di Molmenti, quindi una sorta di conservazione estetica di Venezia? Le dirò di più, il progetto a cui lei allude, a quel punto stradale non più ferroviario, era incluso nel piano regolatore degli anni 60. Si prevedeva il cosiddetto piazzale Trieste, che era un secondo terminal, più o meno a Sant'Elena, irrorato da una strada che dal Cavallino, attraverso la Certosa, arrivava lì. Fu fatta una campagna furibonda da Italia Nostra contro questo. Italia Nostra fece una campagna prima contro la Palazzina Masieri. Palazzina Masieri non è stata bocciata dal Comune. Il Comune è stata alla finestra. Fu Antonio Cederna sul Mondo che scrisse parole di fuoco contro il progetto di Wright. E la stessa Italia Nostra, in questo caso soprattutto Mazzariol, fece una campagna contro il secondo terminal, il piazzale Trieste. Io non so se questa campagna fosse giusta, perché in realtà Venezia soffre del fatto di avere un accesso univoco e non biunivoco. Cioè, se ammettiamo il principio che a Venezia si arriva in macchina, cerchiamo di razionalizzare questo processo senza arrivare in piazza San Marco, ma forse piazzale Trieste poteva rappresentare un giusto compromesso, insomma i vaporetti avrebbero viaggiato pieni nei due sensi, ma questa è una mia idea che non deve, anche la tua. Esatto. In realtà da un certo momento in poi Venezia blocca tutti i grandi progetti infrastrutturali, questa è una costante. Anche lo stesso, la sublagunare, ve la ricordate, no? Che doveva arrivare all'Arsenale e poi al Lido, anche quella è stata bocciata, forse, non lo so. L'Arsenale poteva essere una porta di Venezia.
Un mio collega che si chiama Cecchetto quell'anno fece fare nel corso di composizione, mise come tema di progetto l'accesso a Venezia per il turista colto. Il turista ignaro veniva da Piazzale Roma, mentre il turista colto arrivava attraverso l'Arsenale trasformato in museo della storia di Venezia e quindi prendeva contatto con la storia. Non era un'idea del tutto peregrina, secondo me. Comunque. Scusi, Inutile. solo un dubbio sulle Sì. 3 immagini dell'Accademia. Sì. La prima Neville, la seconda Miozzi del 1923, il provvisorio, e la terza non ho capito per... E lo trovate in internet, ecco come sarà il progetto dal Gazzettino, ecco come sarà il nuovo ponte. Quando? Non lo so, non lo chiede a me, No, deve chiedere allora- all'amministrazione. no, allora Spero il più tolgo tardi tu- possibile. No, allora Preferisco quello in legno. Tolgo tutti i dubbi allora, perché non avevo capito che l'immagine No, scusi, fosse mi sono riferita- espresso malamente. No, quello è un ponte che è stato presentato anni fa, ma che non ha avuto nessuna autorizzazione, allora- e nessuna futura Ah, realizzazione. bene, mi dà una buona notizia. L'unica realizzazione che è stata già fatta è stato il recupero totale del ponte dell'Accademia, che non è un ponte in legno. Non è più, no, l'anima è in ferro, è metallico, Ecco, no? e quindi, Con buona pace di Molmenti e degli Sì. avversari dei ponti in ferro. quindi quella immagine Ha vinto bianca non Molmenti. era Sì. prevista. Ma non mi è venuto in mente il nome di Tassini, di cui ho visto il libro poco tempo fa, qualche giorno fa. Grazie.